Guarda un po'. Buonasera a tutti, Buonasera buonasera a cari tutti amici. cari amici, buonasera dal vostro Marietto Veneziano e da Hildegarda. Bene, lascio parola subito a Hildegarda. Grazie. Allora siamo qui come sempre per le dirette, fino alle 21 risponderemo alle vostre domande, il Marietto Veneziano col pendolino, io con le sibille, dunque avrete un doppio responso alla vostra domanda. Mi raccomando, quando scrivete la domanda formulatela in modo chiaro e mettendo i dati necessari, vale a dire il vostro nome e la data di nascita, compreso il nome e la data di nascita della persona su cui volete che noi guardiamo, eventualmente se c'è appunto qualche altra persona coinvolta nella vostra domanda. Dunque questo è necessario per noi per cogliere la scia energetica giusta, anche perché passiamo praticamente da una persona a un'altra in brevissimo tempo e dunque più dati abbiamo e più riusciamo a essere precisi o quantomeno darvi soddisfazione con le risposte. Abbiamo già qualche amico, De Anna, buonasera, buonasera Buonasera Angela, Diana, buonasera buonasera. Nicola. Prima comunque di cominciare a dare le risposte vi ricordo gli appuntamenti. Buonasera Claudia, ve ne racconto di cose, ma vi ricordo gli appuntamenti delle nostre dirette. Adesso la prossima sarà venerdì sul mio canale YouTube tra le 20:30 e le 21 e sabato pomeriggio alle 16 sempre sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Questo per concludere la settimana. In realtà poi sapete che gli appuntamenti sono venerdì, martedì e venerdì sul mio canale YouTube 20:30-21, mercoledì e sabato sul canale YouTube del Marietto Veneziano, il mercoledì alle 20:30 e il sabato di pomeriggio alle 16. Dunque questo è un po' dal punto di vista delle dirette, cioè del contatto diretto con noi, questo è la finestra, sono le finestre di tempo che vi dedichiamo gratuitamente. Per quanti invece sono interessati al percorso esoterico di scuola ermetica, abbiamo il lunedì sul gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini sulla piattaforma Telegram dalle 20:30 alle 21:30 un incontro settimanale durante il quale appunto trasferiamo insegnamenti di questa matrice di esoterismo della scuola ermetica, ma anche ovviamente anche di radiestesia, radionica, si parla un po' anche di questioni di attualità e di come eventualmente ovviare a certe circostanze con i sistemi che abbiamo. Ecco. Dunque anche qua per chi volesse porre delle domande potete tranquillamente usufruire di questi canali che sono totalmente gratuiti. Se avete domande sui video che vedete sui nostri canali YouTube, perché il Marietto e io abbiamo anche dei canali YouTube, tra cui uno dove siamo in diretta questa sera, dunque con un patrimonio di video dove abbiamo veramente insegnato e trasferito molte cose, molte ancora ne insegneremo, ma se avete delle domande pertinenti ai video scrivete nei commenti sotto i video ai quali vi risponderemo certamente nel più breve tempo possibile. Dunque riserviamo ovviamente i canali privati, nelle messaggerie varie ed eventuali e anche il cellulare ovviamente per i consulti, questo per non creare accavallamenti o perdite di tempo per tutti, soprattutto per chi privatamente paga il nostro tempo, questo per rispetto nei confronti di chi appunto è adempiente con noi e noi rispondiamo dando il massimo della serietà. Bene, questo è un po' il piano, il quadro, senza contare che un'altra fonte dove doniamo a piene mani generosamente è sul sito ilcapitano.altervista.org. Dunque mi raccomando, guardate tutto il materiale, studiate, cercate, se non trovate qualcosa cercate meglio perché sicuramente c'è prima di chiederci, altrimenti chiedeteci sotto nei commenti dei video oppure il lunedì sera nel canale YouTube. Bene, penso di aver detto un po' tutto. Marietto, che dici? Cominciamo? Ma sì, ho spammato tutto quello che si poteva fare, prima o poi mi bloccheranno su Face, ma fa niente, ma per i miei iscritti e anche per i tuoi questo è altro, Corriamo il rischio, vero? corriamo il rischio, certo. Poi un'altra cosa importante è che una nostra amicizia ci aveva chiesto underground, cosa vedi tu, Hilde, per il futuro, questo tempo, dopo questo insomma, cosa ci sta aspettando fino al 2026 o 2029?
Beh, 26 mi sa che ecco. Ma allora, Marietto, grandi linee, e questo poi lo puoi confermare anche tu, sicuramente anche tu darai la tua visione delle cose, grandi linee anche dal punto di vista astrologico ci aspettano molti turbamenti, molti cambiamenti che vanno a minare proprio i settori fondamentali della nostra vita, senza contare che al di là dell'astrologia abbiamo già capito che ci sono in atto dei programmi che non riusciamo a comprendere bene la loro natura e dove ci vogliono accompagnare, ma sicuramente anche se adesso torneremo a uscire, a mangiare gelati, cosa che io desidero, ho bisogno di un gelato. Comunque, anche se adesso torneremo mediamente alla normalità, in realtà si preparano altri sconvolgimenti. Dunque, grosse crisi economiche create ad arte e a loro volta questi climi di depressione di natura economica ovviamente generano un malcontento generale e poi la necessità, insomma, di probabilmente prendere misure ancora più forti. Questo comunque lo vedremo, il tempo ci dirà un po' come andranno le cose, in fondo lo diceva anche Lucio Battisti, chi vivrà vedrà, lo Chi scopriremo vivrà solo vedrà. vivendo, lo scopriremo solo vivendo, dunque la conferma effettivamente, però insomma questo è un po' quello che ci aspetta. E tu Marietto cosa dici di questi tempi a venire? Io vedo che sei ottimista, comunque sì, effettivamente secondo me avremo in settembre-ottobre ancora delle piccole ritorni di fiamma, come ho fatto vedere anche l'altro giorno nel gruppo, questo link di questo grande Maurizio Bolondè che spiega che molto probabilmente settembre-ottobre ci regalerà un altro coronavirus o qualcosa di simile che insomma bolleranno ancora il minestrone, lo gireranno ancora, ma secondo me poi fra qualche annetto, non tanto lontano, molto probabilmente avremo a che fare con i popoli dell'Est e sicuramente se nel 90 è caduto il muro di Berlino e non siamo stati invasi, e questa volta sarà più difficile perché non ci sono più centrali nucleari che si spengono e quindi di conseguenza purtroppo per noi e non per gli altri, questa volta dovremo affrontare la situazione in modo più pesante. Io la Mm. vedo così in grandi adesso non mi voglio sbilanciare, comunque lo dicevo già 5 anni fa che questo periodo sarebbe stato un periodo piuttosto burrascoso e secondo me questo è solamente l'inizio di questa montagna russa che ci farà in un certo senso un po' tremare le gambette, soprattutto al nord Italia. Più o Mm. meno io la vedo così, no? E poi Ovviamente noi stiamo mettendo a disposizione strumenti di vario tipo, esatto, sì. dunque finché siamo in tempo provvedete tra circuiti e altre modalità che potrete magari studiare e valutare con noi in fase di consulto Sì. privato, ben venga, ecco. Vi ricordo appunto a proposito dei consulti che lavoriamo su prenotazione, dunque su appuntamento. Un'ora dura il consulto e ha un costo di 20 euro. Sì. Ecco, questo per fare il Boh. quadro completo della situazione. Ora, Bene. Marietta, mi sa che è meglio se Sì. rispondiamo. Certo, adesso rispondiamo. Via. Bene, Questa è la prima domanda. allora cominciamo con De Anna. Sì. Buonasera Marietto Hilde, vorrei sapere per cortesia se Giuseppe 27 luglio 62 e io De Anna 9 luglio 68, cioè se Giuseppe la richiamerà e se torneranno insieme. Sono Grazie. 2 domande quindi. Beh, diciamo che fondamentalmente, vabbè, sì, più o meno sono due. La richiama? Sì, no. Torneranno insieme? Sì, no. Certo che se la richiama, Eh. cioè se tornano insieme è chiaro che deve ricontattarla in qualche modo. Comunque, Allora facciamo se torneranno assieme, via. bene, sì. Ripeto, Giuseppe 27 luglio 62, De Anna 9 luglio 68. Ma il pendolino sembra che sia propositivo, eh. Mm, Magari non la richiama, ma torna. chissà, comunque se tornano insieme, in qualche modo E dovranno pensare. scaldiamo subito le Eh sibille, sì, 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 scaldiamole sì. subito, falle scendere in campo. Mettiamo giù le nostre amiche, vediamo cosa dicono. Marietto, questa sera giro 5 carte per ciascuno, così possiamo rispondere a più persone possibili. Mm? Va bene.
non perdo tanto tempo a raccontare, tanto chiediamo alle sibille di darci un concentrato nella risposta. Allora, vediamo intanto. Beh, adesso la cosa è chiaro che ferma. Allora sì, ci penserà parecchio e ci penserà anche combattendo forse con del risentimento vecchio, con delle situazioni che ancora lo agitano interiormente. Però penso che la possibilità di una ripartenza ci sia, perché vedo il bambino che è sempre un nuovo progetto, o comunque qualcosa di fragile che va accudito, va seguito, ma anche l'allegria, allegrezza. Dunque oserei dire sì, la cosa avverrà, ci sarà il ricontatto. Bene, passiamo alla prossima domanda. Sì. Comunque abbiamo molti amici collegati che magari salutiamo. Cosa ne Sì. dici, Marietto? Certo, io li Abbiamo dico subito. Nicola, l'abbiamo salutato prima, Claudia pure, Angela, buonasera. Buonasera Angela, Buonasera poi Perla, ciao Antonio, Perla, Patrizia, Antonio, Patrizia, Kiwi, Doris, Kiwi, Sara, Doris, esatto, poi la Tiziana Luci, Tiziana, Monmeg, Mon Iena. Meg, benissimo. Ah sì, ringrazio sempre Mon Meg perché fa sempre dei bellissimi commenti sotto i video, grazie Mon Meg. Poi Paola e Alessandro. E, Bene, e anche la Sara, eh? Poi sì, c'è l'ho Paolo, salutata, ah sì, certo. sì, sì, sì. Bene, allora c'è Angela con una domanda. Vuole sapere se può fidarsi di Antonio, 1° ottobre 56, se è sincero con lei, che è nata il 19 novembre 66. Dunque Antonio è sincero con Angela? Può fidarsi? Beh, sembrerebbe di sì, eh? Mm. Guarda un po', sì, sembra che sia piuttosto deciso, eh? Sì, secondo Sembra me, proprio un sì. Bene, allora vediamo 5 carte. Ha forse qualche preoccupazione in questo momento, vedo l'ammalato. Vediamo un po'. Comunque. Allora, quest'uomo penso che abbia sofferto parecchio nella sua vita. Prima mi viene l'ammalato, poi adesso mi viene il vedovo, dunque deve avere un bagaglio particolarmente pesante di rimpianti o comunque di difficoltà nei confronti del passato, però vedi, lo vedo molto positivo, comunque una persona che risulta essere posata, forse per certi versi potrà sembrarti freddo o con un atteggiamento magari giudicante o troppo razionale, però mi sembra comunque una persona positiva, abbiamo comunque la carta della fortuna, la matrice, dunque secondo me sì, magari ci metterete un po' ad armonizzarvi caratterialmente, però è una persona a posto da quello che ho visto. Allora, abbiamo Claudia, sì, 11 giugno 72, vuole sapere se John, 12 ottobre 74, la chiamerà. va bene. Se John chiamerà Claudia, eh? Mhm. Allora, il pendolino prima è partito sul no, poi ci deve essere qualcosa che succederà o è successo e molto probabilmente cambierà idea e si farà vivo. Mm. Perché prima è andato sul no, no? Un no quasi deciso. E poi è come se succederà qualcosa e chiama. Allora, Però vediamo, guardo anch'io con le sibille, facciamo 5 carte. Vediamo se John chiamerà Claudia. mi sa di sì, eh? Chiamerà in futuro? Sì. Sì, probabilmente c'è da portare pazienza. Beh, allora, probabilmente ci sarà una conversazione a causa di un evento non proprio felice, qualcosa di triste o qualche situazione, insomma. Però sì, sai, per ora è un po'.
un contatto di circostanza, comunque una persona ambita. Però vedi, poi compare l'Imeneo, la donna maritata, la leggerezza. Dunque, secondo me, è una risposta positiva, anche se ha un inizio zoppicante e comunque magari Infatti. l'inizio è un po' non proprio affidabilissimo, però insomma, ci sarà questa cosa, il contatto avverrà. Bisogna avere un po' di pazienza, Claudia. Sì, sì. Allora, vediamo un po' qualche altra domanda. Sara, allora, Sì. ciao Ilde Marietto. Ciao Sara. Sara, 18 dicembre 71, vorrei sapere se i responsi che il pendolino mi dà durante le esercitazioni sono attendibili, grazie infinite. Qui vuoi che È risponda? una domanda, secondo me, ce l'hai un quadrante delle percentuali? Magari conviene dare una percentuale dell'attendibilità delle sue risposte, cioè che a livello statistico, per esempio, 9 risposte su 10 sono giuste, 10 su 10, 8 su 10, sai? Perché se diciamo sì, però è un sì, cioè, Potrei usare questo, guarda. Vedi ecco, e quello uno col diventa numero. 10, 9, 90% Esatto. e 0 il 100%. Vediamo un po' la percentuale di potenza teorica. Di attendibilità delle sue risposte. Esatto. Così vediamo, eh. Mhm. Allora, 18 dicembre 71, Sara. È alto, quasi il 70-80% di percentualità di risposte positive, Sara. Che è altissimo. Praticamente 8 risposte su 10 sono giuste in Mm. statistica. Esatto, che Così. è altissimo, eh. Non è male, cavoli. No, 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 no. È quasi come me quasi. Cioè, siamo lì, brava Sara, brava. Sì, 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 sì. Allora, bene, vediamo qualche altra domanda. Abbiamo una domanda di Patrizia. Sì? Ecco, Patrizia, nata il 19 agosto 63. Chiede se torna insieme a Enzo, nato il 1° settembre 58. Aspetta che devo mettere a fuoco, eh. Patrizia, 63, tu insieme a Enzo, 58, eh. Mhm. Beh, io non ho guardato per Sara con le sibille, però penso che con le sibille sarebbe difficile dare un... Allora, qui fra Enzo e Patrizia penso che per il momento ci sia un blocco. Guarda un po'. Ok, Prova un po' a vedere Hilde. ok, va bene. Ma è solo per il momento, adesso guarda un po'. Certo, vediamo cosa ci dicono anche le sibille. Ok, vediamo Patrizia e Enzo. C'è la lontananza. Si direbbe che sia diventata qualcos'altro, si è trasformata in qualcos'altro, forse in un'amicizia. Vedi, la trasformazione, un cambiamento voluto, non è stata una cosa, qualcuno dei due l'ha voluto, qualcuno l'ha subito, perché c'è sia il cambiamento volontario che il cambiamento, quello che ci cade tra capo e collo, che non possiamo purtroppo sottrarci alla forza di questo cambiamento, che però porta a un qualcosa di nuovo, ma non lo vedo come un inizio di relazione, sembra più che vi terrete in contatto, ma non per tornare assieme. No, è come un qualcuno che è presente nella sua vita o comunque che fa parte della sua vita, ma non credo per tornare assieme, almeno non nell'immediato. Allora, dunque, Mom Meg. Non è. Vi ascolto, intanto preparo la domanda. Lavoro, Monica, 12 gennaio 71, da un mese un'agenzia mi corteggia per lavoro particolare. Ora ho mandato il curriculum vitae e non ho risposta. Cosa dice il pendolo? Dunque, vediamo se la cosa andrà in porto con questa agenzia. Ma
Dipende dove dici che la cosa andrà in porto, ma io mi fiderei più delle, sibille. Ide metti di una bella fotografia. Cioè comunque sì, dovrebbe andare in porto, magari adesso c'è questo periodo un pochettino traballante, ma Vediamo un po' cosa mi dicono vediamo le un po'. sibille, cosa ci raccontano le sibille. Esatto. Allora. Mh. Beh, devi solo pazientare perché stai per avere soddisfazione, almeno così dal taglio. Vediamo. E beh, è più chiaro di così, guarda, la lettera, il bambino, costante sorpresa, mercante conversazione, dunque verrai sicuramente contattata con un messaggio, una telefonata, comunque sarai richiamata per iniziare un qualcosa che sarà una riuscita per te, anche dal Mh-mh. punto di vista economico sembra una situazione abbastanza a posto e chiarisce proprio che si tratta di una realizzazione dal punto di vista lavorativo con momenti di serenità. Ti piacerà questo lavoro? Secondo me è un bel sì, è un Mh-mh. bel sì Monica. Sì, sì. Allora, vediamo se abbiamo qualche altra domanda. Intanto sono arrivati anche altri amici, Giovanni, Antonella, Eva. Alessandro. Sì, Alessandro l'avevamo salutato Ah, prima, se non ricordo male, però facciamo bene, salutare di 2 volte non guasta, meglio 2 che niente. Lucy, Marisa, Cristina, okay, le altre le abbiamo salutate, dunque torniamo indietro, dopo la domanda di Monica abbiamo la domanda di Antonella, eccola qua. sì, ritorniamo. Chiede se torna nella coppia l'intesa Antonella il 3 dicembre 62 e Gianluca il 24 giugno 72. Cioè loro sono già una coppia, ma vogliono vedere se torna Sì, l'intesa. se torna l'intesa, sì. Beh, per tornare torna, però insomma diciamo M'ha che girato un po', eh. sì, sarà una cosa un pochettino impegnativa per far tornare l'intesa. Vediamo Però sì, cosa guardami dicono subito, le dimmi sibille. subito una bella, radiografia, va. Va bene, certo, vediamo cosa ci raccontano le sibille, magari cerchiamo anche di magari ci dicono anche il perché o come andrà, insomma. Allora. Mh, si direbbe che ci sia un raffreddamento, forse per una presenza più grande d'età. Allora, beh, ci vorrà un po', dovrai lottare un po' perché Mh, non so se, è distratto da altre questioni, eh. sì. Vedo nemica e giovane fanciulla che circondano il militare. Magari sai, non lo so, non voglio dire che probabilmente, ci sia qualcheduna, probabilmente più giovane, che gli gira intorno, però comunque la risposta nei tuoi confronti è che nonostante queste difficoltà e questi impedimenti poi la cosa gira a tuo vantaggio perché c'è poi la carta della fortuna. Mh. Dunque lui dovrebbe, la matrice siccome rappresenta anche un vecchio amore, dunque rispetto a qualsiasi altra che possa ronzargli intorno sei tu che hai la precedenza e dunque sì, poi la fortuna risponde positivamente, però ci sono o sono preoccupazioni, perché giovane fanciulla non è soltanto una figura in carne e ossa più giovane, potrebbe anche essere delle preoccupazioni per l'avvenire, no? Perché appunto la figura di questa giovane donna che è preoccupata per quello che l'aspetta, pur vivendo quello stato di emozione tipica della fase per esempio adolescenziale e così via. Dunque o c'è una preoccupazione riguardo ai figli oppure una preoccupazione riguardo il futuro. Nel taglio devo dire che c'era un uomo anziano, dunque magari ci sono più cause, ma comunque sì, la risposta alla tua domanda è sì, tornerà.
un po' fatica, ma tornerà. Allora, c'è un'altra Giovanna, un'altra domanda di Giovanni. Ciao Marietto e Hildegarda, vorrei tanto sapere se Giulia, 11 ottobre 93, tornerà mai da me. Giovanni, 5 luglio 96. Bene, mettiamolo subito sotto il pendolino che sta Vediamo se torna scalpitando. Giulia. E sembra... guarda Giovanni, torna, mamma Com'era quella mia. canzone? Sì. Immensamente Giulia, devi Eh, come musica. Dunque, sì, vediamo cosa dice. Dicono adesso anche sta sudando Giovanni, stavo sudando Giovanni, e anch'io sudavo perché dico, no, a noi invece dispiace dare i no, però allora diciamo che da come ha risposto il pendolino sarà dura, però magari un po' di pazienza e beh, ci sta pensando. È come se ci pensasse in continuazione. Allora, guarda, alla fine penso proprio che sceglierà te. Chiunque sia che abbia distratto, comunque creato ostacolo, veramente alti e bassi nella sua fermezza, nella sua volontà, comunque non, la cosa girerà in favore tuo perché c'è la tua consolazione e anche appunto il Gran Signore, dunque sei tu che ne esci vincente. Mm? Bene, andiamo avanti. andiamo Abbiamo avanti. Alessandro. C'è una persona molto negativa di famiglia. Vorrei sapere se è lei che vuole la mia rovina e probabilmente morte, tanto da aver pagato un operatore per fare il male. Ah, allora, vediamo se lui è 8 febbraio 74 e questa persona 28 gennaio 51. Vediamo se veramente questa persona ha fatto qualcosa, un lavoro occulto su di lui. Penso proprio che qualcosina, Ma dici Alessandro. proprio che ha pagato un operatore? Aspetta che faccio no, qualcosina ha fatto, adesso vediamo se ha pagato un operatore. Mm. Qualcosina deve aver fatto, questo soggetto. Sì. A noi non ci ha pagato, no, Hilde? Però No, qualcosina, no. Una battuta. Comunque, no, no, no. certi lavori non è che li accetto. No, lo so, Hilde, Devono esserci motivi molto gravi. l'ho buttate lì così, l'ho buttate lì così Per appunto. muovermi così ci devono essere veramente motivi molto gravi. Allora lì mi calo la maschera, però la visiera e vado avanti. Però se non ci sono motivi gravi, dura che io accetti qualcosa del genere. Comunque, vediamo cosa dicono le sibille. Eh, vediamo. 8 febbraio 74. Ma con tutte ste carte positive, o è una risposta positiva per quella domanda, oppure comunque devi star tranquillo perché non vedo pericoli per te. Comunque sembrerebbe che tu sia decisamente al sicuro. Pensavo di trovare carte catastrofiche, ma tra fortuna, consolante sorpresa, amore, denaro e amante, oserei dire che se tu mi avessi chiesto se ti sposavi, ti avrei detto di sì. A meno che non sia un grosso sì sul fatto che ti abbia fatto un lavoro, ma non ci sono carte che parlano di occulto in questa stesa. Questo non toglie il fatto che te l'ha fatto, perché il Hilde, pendolino per vederlo.
Hilde per vedere gliel'ha fatto queste carte, risulta proprio che ha fatto una cosa micidiale, te lo dico io. perché è positivo la risposta alla domanda, è molto positiva la risposta alla domanda. Capisci? Mh. Mh. Più di Vabbè, così non potevi, la domanda era quella, gliel'ha fatto sì, con quelle sì, carte lì era con quelle impossibile. carte lì è un sì, rispondente a quella domanda. Mh. Vabbè, Alessandro, vedi quello che devi fare, noi ci siamo se hai bisogno. Mh. Allora, vediamo un po', Marisa. Ho fatto il colpo di mouse. Marisa, mi piacerebbe sapere a che punto è il mio livello evolutivo e se sto utilizzando nel modo giusto il pendolino nelle mie ricerche. Maria 27 aprile 68. Beh, sono due domande, dunque dal momento che dal punto di vista evolutivo magari posso risponderti io col pendolino, vediamo col pendolino, con le sibille, il Marietto ti risponde a se utilizzi il pendolino nel modo giusto nelle sue ricerche. Cosa ne dici? Ci dividiamo un po' questa domanda Sì, che è certo, così. articolata. Sì, anche perché sono le 9 e abbiamo Abbiamo un però minuto di facciamo fuoco. ancora, facciamo tutte le domande che possiamo Veloce, fare. veloce. Sì, Sì, è sì, allora l'ultima, intanto no? Sì. rispondi qua. Io poi facciamo il muro di fuoco, casomai se tu non hai da scappare da nessuna parte, magari rispondiamo Sì, ancora certo. alle ultime domande che ci sono. Certo, allora aspetta, fammi una domanda che così metto il pendolino a frutto. Che domanda è? Allora la domanda è se sta utilizzando nel modo giusto il pendolino. Dunque farei la stessa domanda che abbiamo fatto per la Sara, che percentuale di attendibilità nelle sue ricerche lei ha? Nome? Maria, scusami, 27 aprile 68. Diciamo che ha un 50% per il momento di Mm, risposte positive. di attendibilità o Di comunque attendibilità, sì. mm. Sì. Va bene, vediamo intanto il livello evolutivo con 5 carte. Ma mi credi che mi fa male vedere quelle cose? Tendo sempre, lo sai come sono io, che sono sempre positiva, ottimista. Volevo vederci del bello in quelle carte. Allora, dunque, vediamo Maria, il livello evolutivo. Mm. Sì, ti impegni, ma occhio che trascuri ogni tanto qualche occasione. Allora, penso che tu abbia incamminato una trasformazione, un cambiamento che forse non è neanche solo interamente deciso da te, ma è stata una serie di circostanze a spingerti a guardarti dentro e a cominciare, come dire, a riprendere un viaggio che avevi già iniziato. Questa cosa, qualcosa che c'era già, probabilmente comunque accompagnata anche da qualche consiglio, qualche suggerimento che può averti dato qualcuno magari più competente nel cammino. Però purtroppo ti vedo presa nel prossimo futuro da eventi impegnativi e che probabilmente ti allontaneranno un pochino o ti creeranno delle difficoltà nel percorso. Ci saranno momenti forti che, ripeto, dal punto di vista della nostra crescita sono proprio i momenti forti a fare da spinta propulsiva. Dunque, probabilmente in futuro quello che stai per affrontare ti porterà molto a crescere. Allora, sono in mega ritardo col muro di fuoco, mi perdoneranno i Magi Cercieri Bertoldini, dunque mando avanti il cronometro, il timer per i 5 minuti, mi raccomando, fatelo anche voi, che poi alla fine di questo muro di fuoco risponderemo ad altre domande. Ok, va bene, allora aspettiamo e vediamo Sì. le altre domande. Va bene, Hilde? Yod He Dao He Adonai
Bene. Bene. Abbiamo fatto per questa sera, almeno Sì. il muro di fuoco, e lo riprenderemo domani, sempre alle 21. Allora, Vedo una domanda vediamo. di Alina Baciu. Prova a vedere il... Sì, aspetta perché mh, dov'è? Eva, dove va? Mona, Sara, Claudia, Lucy, Sara. Mi piacerebbe sempre Marisa, Cristina, Patrizia. Alina, ok, andrò a vivere in Toscana, 4 luglio 81. Mi sa che sì, eh. Guarda, Mm. sì, sì, un viaggetto per qualche anno in Toscana, l'arietta fresca della Toscana, della Maremma. Sì, 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 sì. Ci andrà, ci andrà. Vediamo allora la, le sibille velocemente. Sì, sembra un vecchio amore la Toscana. Allora, probabilmente legato proprio a qualche faccenda sentimentale. Al momento è un po' ferma la faccenda, c'è un blocco, ma un cambiamento si insinua. È possibile che tu riuscirai appunto a affrontare un cambiamento, una nuova situazione, a fare appunto questo viaggio che inizialmente sarà una visita, forse col pretesto di andare a trovare qualcuno o di andare incontro a qualcuno. Bene, forse era, credo, l'ultima domanda. Sì, sì, sì. Penso che io li ho stancati, tu li hai finiti, sono scappati tutti. Sì, ecco, il muro di fuoco li ha Proprio sì, e sì. via. Abbiamo calato per farli scappare, abbiamo calato l'asse di picche e Via, muro quindi di fuoco. via, col muro di fuoco, via, Con tutti quello chi c'è, chi non c'è, non c'è. Bene, quindi penso che benissimo. Allora, boh, abbiamo lasciato tutti soddisfatti, però io ho questa cosa qua, questo scrupolo, perché non mi piace fare disparità di nessun tipo. sì, Giro 5 carte anche per Sara, sì, per il discorso del pendolino, anche se in fondo era una domanda molto sì, semplice, molto sì. diretta, ma le rispondo lo stesso. Beh, le soddisfazioni ci sono, deve continuare. Allora, ogni tanto è possibile che si senta un po' bloccata lei, forse teme a volte di non sapere come porre la domanda, da quello che riesco a intuire, di non sprecare l'opportunità di dialogare. In particolare, Sara, visto che c'è una bellissima carta qua della conversazione, trova il modo di usare il pendolino per dialogare con la tua guida, perché c'è qui anche un qualcosa di molto bello, qualcuno che ti ascolta. La guida è importante, non trascuratela, non sottovalutate l'importanza della nostra guida. Bene, Il allora adesso il mi sento a posto. scusa un attimino, Sì? vorrei farti una domanda, perché c'è appunto la Marisa lo scocco ancora che ha fatto una domanda, ma Ma vorrei forse però vorrei dire, magari abbiamo già risposto a Marisa, facciamo okay, sì, così. però, vorrei chiederti approfondisci per Alessandro, perché quelle domande lì che ha risposto troppo positivo, o non puoi fare una stesa completa per esser sicuro, perché voglio che Ma do no, non me la sento. Penso che sia giusto, visto che la gravità e l'importanza della cosa, che lui, se vorrà approfondire, faccia un consulto, magari sceglie te, sceglie me, non importa, anche sì, qualcun okay, no, altro. era solamente per farti andare a Non è dormire. Sì, certo, no, certo. no, no, io penso le ho già risposto. Non mi piace guardare quella roba. Se devo farlo perché devo dare una strategia, sì, ma se devo dare una risposta del genere e insinuare, perché ricordiamoci anche il potere della mente.
se noi crediamo che una cosa è fatta, ce la facciamo anche da soli, dunque non voglio, tutto voglio meno che si autofatturi. Dunque, se vorrà, vista la domanda, quanto sia impegnativa questa cosa, che tra l'altro avevo previsto stamattina, Marietto, ti ricordi? Già, è vero, è vero, è vero. Ci sarebbe stata una Sarebbe domanda una un po' domanda così. un po' birichina. Va bene, allora io ringrazio tutti per questa serata, per questo tempo che abbiamo trascorso assieme. Che dici, Marietto? Diamo Ma la sì, diamo buonanotte? appuntamento al sabato col Marietto, venerdì Al non. sabato, venerdì no, vero? No, Non ci scherzo, piace. venerdì dalla Ide. Venerdì 20:30 sul mio canale YouTube, sabato alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, così chiudiamo in bellezza questa settimana. Bene, grazie per la compagnia. E ciao. Io vi saluto tutti, Sempre buonanotte, per la manina. grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao.